Buongiorno a tutti voi! Ottobre ci sta salutando. È stato un mese bellissimo, sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista personale. Io mi sto prestando a consumare la colazione e tra poco andrò a lavoro, sarà una giornata lunga, perché lo sapete, le mie giornate cominciano alle 5 del mattino, oggi sono iniziate addirittura alle 4 perché dovevo finire di ricamare la famosa giacca con le perline, finita, pronta per essere utilizzata e adesso ho un 20 minuti abbondanti per dedicarmi alla colazione. Tra le mie preferite, i miei amici e mia cognata Gigliola si stupiscono quando invio una colazione col dolce, sembra proprio strano perché decisamente preferisco il salato. Lo considero molto più salutare e non è vero che fa ingrassare, tutte chiacchiere, basta alzarsi, camminare, 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 perché la camminata è il segreto della longevità. Tutti i centenari che io conosco sono persone che hanno camminato tantissimo e allora anche voi dedicatevi a questo e se siete curiosi di sapere cosa mangerò oggi, allora io dedicati conto. Comincerò la mia colazione con questo delizioso casumarzu, squisito. Qui non si vedono, ma vi assicuro che ci sono. Eccoli qua, li vedete? Ho trasferito il formaggio in questa grande pentola, ma naturalmente aperta, l'ho appoggiato su due fogli di carta e i vermetti stanno svolgendo il loro lavoro, schizzano felici da una parte all'altra, trasformando il formaggio in una delizia, in una meraviglia. Poi siccome ieri sera non avevo fame, mi è rimasto un pesciolino perché ho mangiato solo verdure, ma non credo di riuscire a consumarlo perché da questa parte ho anche del pollo con patatine e del ketchup. Questa diciamo che il pollo va bene, ma cucinato così normalmente non lo mangio, è una rara eccezione. Come qualità della carne non vi so dire, sicuramente il gusto è eccezionale perché poi lo cuoce nel suo olio, unto su unto, le patate ugualmente e il ketchup altra schifezza, ma ogni tanto me li concedo questi sfizi, rare eccezioni, decisamente preferisco questo. Pane Crasau, omaggio del mio carissimo amico Narciso di Orgosolo e caso marzo della Barbagia di Seulo. E con questo vi auguro una buonissima giornata. Ciao e Sibirisanos!